Intanto che iniziamo con visualizzare la presentazione, io presento i relatori di questo pomeriggio. Bentornati a tutti. Inizio con Enrico Mangini, medico, specialista in psichiatria e in neuropsichiatria infantile, membro ordinario con funzioni di training della SPI, è stato presidente del CVP e ha fatto parte della redazione della rivista di psicoanalisi. Insegna modelli teorici di clinica psicoanalitica presso la magistrale clinico-dinamica di psicologia dell'Università di Padova. È autore di Lezioni sul pensiero freudiano, Il tempo della separazione, un modello di psicoterapia psicoanalitica breve nell'istituzione, entrambi del 2001. Lezioni sul pensiero post-freudiano del 2003. Ha curato il volume Le fonti dello psichico con Marco La Scala del 2009, la monografia della rivista di psicoanalisi sulla nevrosi ossessiva del 2010, Metamorfosi della pulsione con Franca Munari del 2014. Elementi dell'esperienza psicoanalitica, pulsione, immagine, parola poetica del 2015. Lascio la parola a Enrico Mangini. Beh, intanto ringrazio l'esecutivo del Centro Veneto per il tema di questo colloquio veramente molto interessante. In particolar modo desidero ringraziare soprattutto la segretaria scientifica Maria Ceolin. E il mio intervento sarà, diciamo, di stampo prevalentemente teorico, quindi potenzialmente, diciamo così, soporifero. Spero che non abbiate mangiato troppo e quindi posso cominciare. Nel capitolo 23 di Introduzione alla psicoanalisi, Freud, per sottolineare l'importanza delle fantasie inconsce, si lancia in una sorprendente e anticipatoria metafora ecologica, dicendo: l'aver creato il regno psichico della fantasia trova pieno riscontro nell'istituzione di riserve, di parchi per la protezione della natura, laddove le esigenze dell'agricoltura, delle comunicazioni e dell'industria minacciano di cambiare rapidamente la faccia originaria della terra fino a renderla irriconoscibile. Ogni negazionismo comporta un diniego che riguarda la distruttività del tipo non è successo nulla e parimenti l'illusione che tanto non succederà nulla. Il concetto di diniego, traduzione italiana del tedesco Verleugnung, riguarda il rifiuto categorico per una realtà intollerabile. Per questo lo possiamo riscontrare, come per tutte le difese, in una nevrosi o nella vita normale, così come può accompagnarsi a una scissione dell'io nelle perversioni o nella psicosi. In questo lavoro cercherò di far vedere però come questo meccanismo sia il filo rosso che attraversa in modo specifico il caso dell'uomo dei lupi, anche se paradossalmente in questo scritto il termine Verleugnung non compare mai. In effetti, se consideriamo la scena primaria della visione del coito a tergo dei genitori e dei loro differenti sessi, il diniego è concettualmente implicito e presente sotto il profilo strettamente teoretico. Invece Freud, per indicare che il bambino respinse il nuovo, cioè il riconoscere la differenza dei sessi, e si attenne al vecchio, ovvero la teoria cloacale che denega la differenza dei sessi, usa il termine Verwerf. Verwerf ha come infinito verwerfen, respingere, rigettare, da cui Verwerfung, che tradotto come rigetto o forclusione, verrà utilizzato negli anni 50 da Lacan e poi da altri autori come meccanismo che innesca le psicosi, anche quelle d'organo. Per cui il diniego così tradotto rischia di perdere la sua specificità appiattendosi su meccanismi ben più primitivi. Freud invece, pur usando Verwerf nell'uomo dei lupi, intende
e cito, quando dico respinse, il significato più immediato dell'espressione è che non ne volle sapere affatto, e cioè la rimosse. Usa proprio il termine Verdrängung, cioè per l'appunto rimozione, facendo così vedere come nel caso dell'uomo dei lupi non ci sia ancora una chiara differenza tra rimozione e diniego, come invece avverrà nei lavori dell'ultimo decennio, dal feticismo al compendio, anche perché Freud pensa all'uomo dei lupi come a una nevrosi. Bisognerà attendere una decina d'anni perché sia utilizzato per la prima volta il termine Leugnung e poi Verleugnung, principalmente nel lavoro sul masochismo, cioè del 24, per descrivere l'atteggiamento che i soggetti di sesso maschile assumono di fronte all'assenza del pene nella donna e di conseguenza di fronte alla certezza della castrazione. Essi, scrive, disconoscono questa assenza e credono di vedere ugualmente un pene. E qui siamo nell'allucinatorio, mitigando in questo modo la contraddizione tra un perceptum traumatico e la convinzione preconcetta che esso, il pene, è ancora piccolo e che prima o poi crescerà. Si chiude quindi un cerchio che definisce che nella scena primaria il non volerne sapere del piccolo russo è un diniego nel senso della Verleugnung, diniego che costituirà il filo rosso della storia della sua vita e della sua analisi, passando dalla nevrosi d'angoscia alla fobia dei lupi e alla nevrosi ossessiva, per sfociare infine nell'età adulta negli anni dell'analisi con Freud ed oltre, in un più strutturato funzionamento masochistico perverso. Negli anni successivi, all'affermarsi della Verleugnung come concetto specifico e differente dai meccanismi principali delle nevrosi e delle psicosi, Freud precisa che la sua azione comporta il coinvolgimento gemellare di un altro meccanismo che agisce sincronicamente, ovvero la scissione. Scissione e diniego assieme permettono al soggetto di mantenere una parte di realtà fattuale e una parte di convinzione di realtà psichica altrettanto reale e consolatoria, qual è la teoria cloacale dell'unicità dei sessi. A conferma di questo doppio binario, Freud riporta l'esempio di due ragazzi che avevano denegato la morte dell'amato padre, ma non avevano sviluppato una psicosi, proprio perché solo una corrente della loro vita psichica non aveva accettato la morte del padre, un'altra se ne rendeva conto perfettamente. L'atteggiamento consono al desiderio e quello consono alla realtà coesistevano in essi uno accanto all'altro. Quindi la scissione oscilla tra diniego e riconoscimento delle percezioni e permette che contenuti incoerenti tra loro possano essere presenti nel sistema conscio dell'individuo, ignorandosi e non influenzandosi l'uno con l'altro. Tuttavia, l'utilizzo di tale soluzione è possibile solo procurando una scissione dell'io e conseguentemente anche dell'oggetto. Mi sembra però che sia anche da sottolineare l'importanza dell'illusione che accompagnerà il soggetto, magari per lunghi periodi, nella sua convinzione erronea, e sono convinto che il diniego sia fondamentale base dei processi di illusione che ci accompagnano per tratti della nostra vita. Un tempo di sospensione perché non è ancora il momento per poter accettare la realtà della percezione o di un pensiero doloroso. Emblematiche sono le ultime due righe del compendio, nelle quali Freud dice: è opportuno sottolineare una cosa, come siano pochi i processi in cui veniamo a conoscenza mediante la percezione conscia. Ci rendiamo conto dunque come il diniego sia una dimensione dell'umano, tutto non si può percepire o pensare e tutto il lavoro di sgombero non può essere fatto nella normalità dalla sola rimozione. Non dimentichiamoci che noi analisti utilizziamo anche attenzione fluttuante e libere associazioni per curare e sgombrare lo psichico dei nostri pazienti e il nostro.
Tornando all'uomo dei lupi e alla scena primaria della visione del coito a tergo dei genitori e la percezione intollerabile della differenza dei sessi, il diniego e la scissione stabiliscono, da un lato, un non volerne sapere su quello che fanno i genitori e sulla differenza dei sessi. Dall'altro, il non posso negare di aver visto, pur confermando la teoria cloacale dell'indifferenza dei sessi. La domanda è: riteniamo veramente che un bambino di 1 anno e mezzo abbia chiara coscienza di questo scenario che tra percezioni e pensieri si delinea in modo così articolato, o se invece non sia di fronte all'enigma di una scena originaria dove esiste solo una pulsionalità libera e percezioni sensoriali indecifrabili, rumori, movimenti violenti, e non un'immagine fissa del coito, che è sempre il risultato di un lavoro psichico. Credo che dovremmo concludere che la scena primaria è il risultato posticipato di una riscrittura successiva che si avvale di un lavoro psichico di figurabilità, per cui dovremmo allora distinguere la scena primaria, l'immagine del coito, da una scena originaria che possiamo solo teorizzare nel senso del fantasiren. Cos'è che determina il diniego? Direi un pezzo di realtà, la cui percezione è una violenta intrusione nello psichico dell'infans. Questa realtà non è quella che pensiamo di conoscere come mondo esterno, ma è qualcosa di non trasformabile, né con la fantasia, né con il pensiero. È un reale che rimarrà sempre inconoscibile, e cioè un dato inconscio. Ho riscontrato da analista pazienti colpiti da un fatto traumatico che hanno utilizzato il diniego per allontanarlo e che facevano sogni in cui emergeva un elemento reale che si staccava dal resto del materiale onirico. Il fatto traumatico è deformato ma associativamente riconoscibile. Però alcuni particolari si impongono per una vividezza speciale, esattamente un'impressione prepotente di realtà. Dicono per esempio: mi sono svegliato con il batticuore e mi sembrava che fosse veramente successo. Oppure ho dovuto chiedere a mia madre, che era presente nel sogno, se era veramente successo, io ne ero convinto. Freud discuterà la questione del valore di verità delle scene primarie, cioè se la scena primaria sia un fatto realmente successo o una ricostruzione del paziente, nella lezione 23 di Introduzione alla psicoanalisi, dove dice che gli influssi originari della sessualità infantile, vale a dire esperienze non pensabili, determinano fissazioni libidiche che acquisiscono importanza, cioè pensabilità, solo retroattivamente. Si pone cioè la stessa questione del trauma sessuale infantile nell'isteria che lo aveva travagliato 20 anni prima e che nel caso di Caterina aveva risolto teorizzando il doppio tempo del trauma e la funzione di posteriorità. Nel caso dell'uomo dei lupi, però, da un lato la scena primaria è molto più antica, dall'altro i meccanismi di difesa in gioco sono diversi, così come il rapporto tra trauma e fantasma. Il risultato della somma di questi fattori determina una realtà psichica che è formata da rapporti di forza differenti tra la realtà fattuale traumatica e fantasie inconsce. Credo quindi che dovremmo interrogarci sulle possibili relazioni tra scena primaria e scena originaria, facendo entrare nel ragionamento anche i fantasmi originari. Freud, in Comunicazione di un caso di paranoia in contrasto con la teoria psicoanalitica, aveva per l'appunto distinto dei gruppi di fantasie inconsce, che chiama fantasie primarie, le quali hanno per tema il coito dei genitori, la seduzione da parte di un adulto e la castrazione. Ora, tutti questi scenari, compresa la seduzione da parte della sorella dell'uomo dei lupi, sono presenti nel caso dell'uomo dei lupi, cioè sono accaduti. Lui li racconta.
Noi sappiamo che per ogni bambino il fantasma originario ha una funzione di protezione rispetto al fatto reale traumatico, dato che è una messa in scena di fantasie al posto di fatti impensabili. Abbiamo dunque motivo di pensare che scena primaria e fantasma originario possano coincidere. Forse ha ragione Freud a chiamarle fantasie primarie, perché, come detto, la scena primaria è già una realtà psichica e non un fatto. Però, se il fantasma originario è uno scenario fantasmatico prevedibile, sperimentato a piccole dosi, che favorisce per questo la pensabilità, permettendo l'ingresso della psicosessualità nel pensiero, dobbiamo ammettere che tutto ciò non è proprio accaduto nel caso dell'uomo dei lupi. La possibilità di un'attenuazione da parte del fantasma originario non è stata possibile, proprio perché soverchiato dall'elemento percettivo reale della scena originaria e da situazioni successive analoghe che vedremo. Infatti, il limitato lavoro del fantasma originario è testimoniato dal fatto che la scena primaria dell'uomo dei lupi è un'immagine fissa, fotografica, come lo sarà anche il famoso sogno dei lupi, che ovviamente è già un passo avanti rispetto al mero dato quantitativo dell'eccitamento pulsionale della scena originaria, ma è un'immagine che proprio perché fissa non può essere ammessa alla catena simbolica, non è dunque rappresentabile, non è una rappresentazione di cose, dunque non è rimovibile né pensabile. La stessa immobilità terrorizzante la ritroviamo nell'immagine fissa del lupo ritto nell'atto di uscire dalla pagina e aggredirlo, che la sorella gli faceva continuamente e sadicamente cadere sotto gli occhi e che lo spaventava moltissimo. Questo ne è un altro analogo esempio. Possiamo ipotizzare che il limitato lavoro del fantasma, che si nota in queste immagini fisse fotografiche, è stretto e costretto dalle fissazioni sadico-anali, che funzionano come paletti che segnano il percorso dello sviluppo libidico dell'uomo dei lupi. La scena con Gruscia a 2 anni e mezzo è in questo senso emblematica. Freud scrive: quando vide il nostro Russo, quando vide la bambinaia inginocchiata a terra mentre lavava il pavimento, le natiche protese e lo schema e la schiena in posizione orizzontale, il bambino ritrovò nell'atteggiamento di costei la posizione che la madre aveva assunto nella scena del coito. Il suo urinare sul pavimento fu propriamente un tentativo di seduzione e la ragazza vi rispose con una minaccia di evirazione, come se lo avesse compreso. Questo episodio sembra da un lato una ripetizione della scena primaria da osservatore, dall'altro una riscrittura della stessa scena in versione attiva, attività però da cui viene ricacciato non solo dal rimprovero di Gruscia, ma soprattutto dopo qualche mese, cioè a 3 anni e 3 mesi, dalla seduzione della sorella che lo rimette forse definitivamente in una posizione passiva e masochistica, rafforzandone le fissazioni sadico-anali nella direzione di una sottomissione al volere dell'adulto e nella fattispecie di un padre e poi di Freud. Nel parziale lavoro del fantasma entra ovviamente anche il famoso sogno dei lupi, che è un'ulteriore riscrittura. Dico soltanto che nella costruzione del sogno possiamo scorgere elementi del vissuto angoscioso della solo ipotizzabile scena originaria, come l'aprirsi violento della finestra, che allude al risveglio improvviso nella notte della presunta scena primaria. Lo spalancarsi dello sguardo sull'albero dei lupi è un lavoro di figurabilità determinato dal fantasma, che non coincide con la rappresentabilità, ma ne è il passaggio precedente. Figurabilità che si coniuga con il diniego, il quale agisce cancellando il rumore e il movimento quali percezioni reali intollerabili.
L'uomo dei lupi ha 4 anni quando fa il sogno dei lupi e le immagini oniriche sono, per tutti i motivi accennati, fisse, fotografiche e si mostrano nella fissità dello sguardo, nell'immobilità dei lupi e nel bianco che mostra la potenza del diniego nella sua proprietà di sbiancare l'immagine fino a cancellarla. Ogni qualvolta il giovane russo racconterà il sogno a Freud, la prima dopo 4 mesi dall'inizio dell'analisi, avverrà una ulteriore riscrittura nella quale saranno combinati tutti i meccanismi e gli scenari del passato, ma anche le spinte nuove provenienti dal transfert con Freud. Freud, in analisi terminabile e interminabile, dopo aver constatato che l'uomo dei lupi, sentendosi perfettamente a proprio agio nella situazione in cui si trovava, non intendeva compiere alcun passo che potesse portarlo più vicino alla fine del trattamento, che dura dal 1910 al 1914, mise in atto l'eroico espediente di fissare una scadenza all'analisi. Ma quando la guerra terminò e il giovane russo tornò a Vienna spogliato di ogni sua tenuta, in tutti i sensi, sia le tenute dei suoi poderi, sia la sua tenuta interna, spogliato di ogni sua tenuta a causa dei bolscevichi, Freud confessa: dovetti aiutarlo a padroneggiare una parte di traslazione che non era stata liquidata e lo fece gratuitamente. Successivamente lo affidò alla sua allieva Ruth Mack Brunswick e dopo ancora passò ad un'altra analista, Muriel Gardiner, diventata poi sua amica. L'eroico espediente e le successive manovre per staccarsi di dosso l'ingombrante attaccamento produsse dunque un'analisi interminabile. Freud era evidentemente irritato che l'uomo dei lupi, definito come un pezzo di psicoanalisi e che si era messo al servizio della psicoanalisi, difendendola sempre e pubblicizzandone la bontà, non guarisse. Oggi lo chiameremmo agito di controtransfert. Anche Otto Rank, fin dalla prima discussione del caso nella serata del mercoledì 17 marzo del 1915, e poi in Tecnica della psicoanalisi, aveva espresso il dubbio che il perdurante malessere del giovane russo fosse in relazione a un transfert non analizzato del tutto. Erano forse altri tempi e questi pazienti non erano ben conosciuti. Al giorno d'oggi credo che l'organizzazione masochistico-perversa e più precisamente il masochismo morale ha bisogno di un'analisi piuttosto lunga per poter favorire l'elaborazione e l'uscita da una situazione transferale accondiscendente, passiva e falsamente positiva, per far emergere gli aspetti aggressivi e attivi coartati da una situazione di disequilibrio dell'impasto originario, del masochismo originario erogeno. Tornando all'uomo dei lupi e all'eroico espediente di cui mai si lamentò, dobbiamo dire per onestà intellettuale che si trattò di un diniego di Freud. Grazie. Grazie Enrico Mangini, bella e ricca relazione. Presentiamo il secondo relatore, Patrizia Paiola, medico psichiatra, neuropsichiatra infantile, membro ordinario SPI e IPA, con funzioni di training, già segretario scientifico e presidente del Centro Veneto di Psicoanalisi. Si è interessata principalmente alla clinica e alla teorizzazione del trauma precoce e del dolore in psicoanalisi, approfondendo in particolare il pensiero di Winnicott. Ha promosso il precedente colloquio di psicoanalisi di Venezia e ha partecipato a numerosi altri con suoi contributi scientifici. Diversi sono i volumi coetanei ai quali ha contribuito con i suoi scritti: Il piacere offuscato, Differenza, indifferenza, differimento, Verità storica e psicoanalisi, Metamorfosi della pulsione, Transfert di vita, Al di là delle parole, Coazione a ripetere, Ripetizioni, trasformazione. Patrizia Paiola. Allora, ringrazio naturalmente Giuseppe per la sua presentazione e voglio ringraziare l'esecutivo per questo
grande lavoro di mettere in piedi un colloquio così importante e quindi sono grata a tutti coloro che hanno collaborato. Allora, il mio intervento si prefigge di abbozzare alcune articolazioni tra illusione, disillusione e realtà e eventualmente di aprire uno spiraglio o anche se possibile una finestra su quello che è l'avvenire della disillusione. Io mi sono resa conto che il mio intervento però ripete molte delle questioni che sono state affrontate stamattina in maniera molto ricca, molto articolata, per cui poiché repetita iuvant, mi onoro di ripetere ancora, no? Mettendo in gioco sia la mia parte ottusa che si avvale della ripetizione, che ha bisogno in fondo di ripetere, sia la mia parte forse un po' più creativa, che prova ad essere creativa e quindi che ha bisogno anche di esporvi, di confrontarsi con il mio punto di vista, confrontarmi con voi, questo punto di vista un po' differente e che attinge anche ai miei riferimenti teorici. Allora, possiamo fare scorrere il testo. Allora, della illusione, della disillusione è già stato detto da diversi psicoanalisti che non sono termini propriamente psicoanalitici e che attengono piuttosto al senso comune, seppure, come vedremo, interessino in modo assolutamente proprio la complessità della processualità dello sviluppo umano e della cura stessa. Per quanto riguarda il termine avvenire, vorrei mutuarla la parola avvenire, vorrei mutuarla dal testo freudiano per trasferirla dal termine illusione, Freud ha parlato dell'avvenire dell'illusione nel 27, al termine disillusione, tipicamente winnicottiano, il disillusioning process, cercando di allargare il campo al fine di osservare meglio l'aspetto processuale insieme al legame reciproco che unisce illusione e disillusione per riconoscere la possibilità data dall'oscillazione di invertire il percorso dall'una all'altra posizione come nei corpi in movimento, per cui il punto di massima illusione sarà quello in cui la necessità o la forza della disillusione sarà maggiormente evidente e viceversa. Viene così a costituirsi, a mio modo di vedere, una doppia bipolarità psichica, una bipolarità tra illusione e disillusione e una bipolarità delle proiezioni temporale loro propria. Non si può infatti parlare dell'una senza parlare dell'altra nelle diverse temporalità che le coinvolgono. Intendo qui parlare di bipolarità in senso ampio, seguendo Sacerdoti che le definisce una sorta di ambiguità intorno a cui ruota il processo analitico, potendo rappresentare una qualità, una specie di attitudine antitetica richiesta alla mente di analista e di analizzando, che ne svilupperanno insieme le potenzialità. Egli ne ha segnalato l'importanza diversi anni or sono proprio in questa sede rispetto al tema del continuo e discontinuo in analisi, riguardo al setting, evidenziando l'oscillazione che consente il movimento interno ai due poli. In questo senso la bipolarità illusione e disillusione può intendersi anche come perno del lavoro psichico non solipsistico che caratterizza il diventare soggetti. Occorre però notare che dei due poli la disillusione è più spesso trascurata. Possiamo pensare che piaccia poco o di meno, forse perché ha a che vedere con il dispiacere e la frustrazione collegati alla realtà, che pur inaccettabile andrà almeno avvicinata. Ma proprio con l'introduzione del principio di realtà, scrive Freud nell'11, si è differenziata una specie di attività del pensiero che, serbatasi libera dall'esame di realtà, è rimasta soggetta soltanto al principio di piacere. Questo è Freud.
Il riferimento è all'attività del fantasticare, che collega al gioco dei bambini e al sogno, e poi approda a quella nuova specie di cose vere che è la produzione artistica. Per Freud, dunque, la disillusione lascia, o forse fonda, una riserva psichica attiva con caratteristiche illusorie, forse la bozza di una terza area, che può consentirci di focalizzare difficoltà e ombre di un momento cruciale dello sviluppo umano che si rappresenterà nella precu della seconda scena analitica, segnandone criticità e opportunità, ma soprattutto designandone l'avvenire. E seppure tutto questo sembri indicarci un momento di preziosa discontinuità rispetto all'oggetto per i processi di riconoscimento e differenziazione che ne sono alla base, non dobbiamo scordare che inconsciamente la disillusione opera in forma continua dal momento in cui siamo costantemente impegnati ad accettare la realtà senza rinunciare mai del tutto all'area illusoria che la fonda e la precede e, come vedremo, la rifonda, come movimento che non si chiude in sé, ma è aperto al futuro e al cambiamento. Creare e colmare questo iatto è un processo continuo che riguarda l'esperienza di esistere e sentirsi vivi, per dirla con le parole di Winnicott, del going on being. L'illusione come esperienza reale. Winnicott ha descritto la disillusione collegandola strettamente all'illusione, nei termini di un passaggio evolutivo fondamentale e doloroso, dipendente sia dalla spinta maturativa insita nell'individuo che va differenziandosi dall'oggetto, sia dalla capacità di quest'ultimo di farsi progressivamente da parte, rendendo possibili nuovi investimenti, ma soprattutto creando in questo movimento la potenzialità di abitare uno spazio terzo, come primo passo verso una realtà che si fa sempre più condivisibile e condivisa. Uno spazio tra me e non me, tra dentro e fuori, che da potenziale si fa transizionale. Winnicott iscrive questo processo nell'ambito di un traumatismo che definisce normale, parlando di una disillusione che agisce nell'ambito dell'adattamento, considerato da questo autore tutt'altro che passivo, anzi riserva di aspetti sorprendenti e fonti di creatività, basta pensare al concetto di percezione creativa. Va da sé che il processo della disillusione non sia coincidente con lo svezzamento dal seno, pur comprendendo questa fase che ne rappresenta la prima tappa fondamentale. Proprio da questo movimento, l'illusione totalizzante e onnipotente del seno trovato creato, che è la prima illusione fondamentale, cambierà forma e sostanza e si appoggerà a nuovi oggetti, non me vissuti come me. Essi sono e rappresentano lo spazio concreto e metaforico insieme di una nuova dimensione psichica, un appunto, che crea un'area di sovrapposizione e consente un'iniziale differenziazione. Da questo momento anche il tempo comincerà ad essere percepito come un infinito che mette in attesa il tempo finito senza negarlo, anzi per poterlo accettare. I bisogni primari, la fame, il sonno, diventano secondari nel playing del bambino e quindi sono procrastinati. Ora per il bambino è primario creare il mondo giocando e appoggiandosi ad oggetti appartenenti alla realtà ma anche alla fantasia. A questo proposito mi viene in mente un mio paziente che ricordava che quando era bambino e giocava a casa della zia in attesa che arrivasse la mamma, che però tornava sempre il giorno dopo. La zia lo chiamava perché andasse a cenare e lui rispondeva vengo domani. E lì si capisce proprio come il bambino abbia necessità di capire che cos'è questo domani, quindi di confrontare il tempo infinito del gioco con un tempo finito che però ancora si chiede quando finirà questo tempo finito, quando viene domani. Ora illusione e disillusione prendono la forma dell'entrare nel gioco e prenderne parte, inludere, e dell'uscita dal gioco, deludere, transitoriamente,
senza perdere la potenzialità di giocare, come l'etimologia lascia intendere. Ma a questo proposito dobbiamo tollerare diversi paradossi, lo si diceva già stamattina. La cosa importante sarà non chiedersi mai se ciò che si sta vivendo sia vero o falso, o a chi appartenga il gioco. Ciò che risulta fondamentale è la disponibilità a rimanere nell'area illusoria di questa esperienza, che è un'esperienza reale, nel senso che essa appartiene pienamente sia alla realtà esterna che alla realtà interna, creando uno spazio condiviso tra le due. Su questa scia, Pontalis, in un suo articolo intitolato L'illusione mantenuta, afferma che nella sua funzione positiva l'illusione appartiene al campo costitutivo dell'esperienza, ma perché il bambino torni più e più volte a giocare, non dovrà rimanere troppo precocemente o troppo bruscamente deluso nei passaggi tra il dentro e il fuori, dovrà invece essere progressivamente accompagnato a viverli. Potrà così essere disilluso, rinunciando all'onnipotenza iniziale, ma non alla capacità illusoria e al playing, che può tornare dopo essere rimasto in sospeso, ma sempre disponibile nello spazio potenziale. Ora parlerò della matrice passionale dell'illusione. Per meglio intendere questa delicata questione è necessario tornare ancora un momento sul significato di illusione, che per Winnicott è un'illusione creatrice, nel senso che essa si trova in stretto rapporto, come dicevamo, con la realtà trovata creata dal bambino. E c'è da ricordare che la disillusione per Winnicott sarà tollerabile nella misura in cui l'illusione avrà svolto il suo ruolo fondamentale, cioè non c'è disillusione possibile senza prima aver avuto un'illusione adeguata, un'illusione buona. Elsa Smith-Kinziskis ne sottolinea opportunamente la matrice passionale, iscrivendola in quella dimensione dell'allucinatorio descritta come orgia della poppata, per riprendere l'espressione winnicottiana, in cui c'è un bambino affamato e una madre con un seno che produce latte e desidera essere attaccata da un bambino affamato. Questi due fenomeni non entrano in rapporto l'uno con l'altro finché madre e bambino non hanno un vissuto comune, dice Winnicott, ricollegandosi probabilmente all'intendersi freudiano. Ma sarà proprio questa sovrapposizione a dare luogo a un momento di illusione, dice Smith-Kinziskis, momento che si ripeterà e consoliderà all'interno del nucleo emergente del sé. Mi illumino d'immenso. Ungaretti, 1917. Il titolo del componimento è Mattina. Ancora guerra. Prima guerra mondiale, la trincea, i morti del Carso, il buio. E come non essere sbalorditi, catturati, rivitalizzati da questa illusione luminosa, dal momento infinito ed estatico di questa mattina, vissuta al fronte, un fronte tra vita e morte tramandatoci dal poeta? La bellezza nella poesia e nell'arte, diceva il filosofo Severino, è la potenza da cui si guarda all'impotenza delle cose. Per poterla sostenere, aggiungo, essa è la potente illusione che ci tiene in vita ed è dunque necessaria, come per il bebè il primo holding, dato dallo sguardo della madre, dalle sue braccia che sostengono, dove hanno luogo sintonizzazioni sinestesiche e trasmodali delle diverse sensorialità rispecchianti il bambino stesso e il suo sentire, che in questo modo diviene per un momento unificato, integrato da una forza, azione esterna, quella del Nebenmensch o della madre normalmente devota, non percepita come tale, come esterna, ma rispondente totalmente al suo bisogno. Il valore della bellezza e l'illusione di farne parte per un momento che essa genera in noi, per ciò che noi stessi rispecchiamo sentendoci rispecchiati, non è diminuito, ma al contrario, è accresciuto dalla sua caducità e dalla perdita, scrive Freud al giovane poeta nel 1915. Il riferimento è al testo meraviglioso di Caducità,
giovane poeta Rilke, sappiamo, e il 1915 è il primo anno della Prima Guerra Mondiale, quindi un momento di grave disillusione in cui c'è quasi da stupirsi che Freud abbia un pensiero così positivo, in dialettica direi col pensiero del poeta, col poeta, e però come proprio si vede come questi due persone trovano modo di dialogare su questo, come la poesia direi dialoga con la psicoanalisi su questo concetto. Il grande valore della disillusione può essere allora rappresentato da questo riconoscimento della caducità e dal potenziale rinnovamento che ne deriva, come quando si diviene parte della potenza luminosa della mattina di Ungaretti per affrontare, rimanendo vivi, l'impotenza mortale e buia di un giorno di guerra o di un giorno di dolore. Ancora illusione e disillusione collegate e l'oscillazione tra queste due polarità fondamentali per avvicinare, riconoscere, sostenere la realtà e trasformarla. Ma seppure il processo di disillusione possa essere apparentato al lavoro del lutto, come questi richiami lasciano evidentemente intendere, non dobbiamo sovrapporlo ad esso. Infatti, la disillusione rappresenta piuttosto un compito. Winnicott parla di task o di process, che nella sua visione coinvolge entrambi i genitori. Un processo di separazione e riconoscimento che si effettua dunque in presenza e con l'aiuto dell'oggetto e non in sua assenza o per la sua perdita. In questo caso il compito è propriamente quello di accettare che l'oggetto appartenga alla realtà, uno dei compiti della crescita che necessitano di sostegno, dove l'holding cambia forma, diventando parte di una spinta a creare che tiene insieme principio di piacere e principio di realtà. E qui possiamo dire che si può arrivare proprio alle radici del lavoro della cultura, cioè tenere insieme il principio di piacere e di realtà e l'holding che cambia forma. Dobbiamo pensare proprio ai numerosi supporti che ci vengono forniti anche proprio da tutto ciò che è materico, per esempio nella produzione artistica, oppure da ciò che è materico nel gioco del bambino, tutte le cose, no? Gli oggetti del gioco. Avvicinandomi alla conclusione vorrei ricollegarmi alla poesia citata per lasciare aperta l'esplorazione di questa bipolarità alla luce del concetto di poetico così come è stato affrontato in letteratura psicoanalitica da Winnicott, da Green, da Balsamo e altri, come recupero della disponibilità intrinseca della psiche umana, e questo è Balsamo, alla trasformazione di vicende traumatiche bloccanti in investimenti mobili, fluidi, immaginativi. E quindi, diciamo, questo poetico non è da intendersi come un termine totipotenziale. Green parla di funzione del poetico, Balsamo parla di campo del poetico. Winnicott fa del poetico, secondo me, il poetico è consostanziale proprio al suo linguaggio innanzitutto, ma anche al suo corpus teorico, basta pensare al concetto di spazio, no? La parola, in analisi, così come nella poesia, sappiamo che andrà intesa anche diversamente da quella che il suo campo semantico abitualmente suggerisce, per potersi aprire a ciò che ancora non è pensato. Una parola varco, indirizzata al futuro e al contempo primigenia, colalica, balbettante, in contatto con tracce sensoriali, affettive profonde in cerca di rappresentazione, dove la questione del corpo materno e dell'impronta materna è fondamentale. Una parola epifanica in quanto portatrice di un senso che si rivela. Il ricorso alla celebre poesia di Ungaretti può diventare allora un esempio perspicuo, ma possiamo anche ricorrere ai numerosi casi clinici in cui constatiamo che in mancanza di adeguata illusione e adeguata disillusione
Non c'è realtà accettabile, non c'è parola pronunciabile. La realtà in queste situazioni diviene traumatica, indicibile, paralizzante. Si ricorrerà allora al diniego come difesa estrema, talvolta patologica, da una realtà macigno, o si rimarrà intrappolati nella lucidità del melanconico che non può permettersi illusioni se non quelle negative riguardanti il suo io, sovrastato dall'ombra dell'oggetto. In fondo, dobbiamo riconoscere come tutto l'edificio teorico, clinico e di cura della psicoanalisi dia continuamente valore ai delicati processi di illusione e disillusione, a partire dal costituirsi e risolversi dell'illusione del transfer, che non sono mai totali. La cura ci appare allora come un continuo dispiegarsi ed affrontarsi delle questioni che riguardano le illusioni e disillusioni che da un passato che non riesce a diventare tale, necessariamente si ripresentano nell'hic et nunc della seduta, riproponendosi in après-coup come trauma attuale. E se la psicoanalisi può sembrare in se stessa un'illusione, perché non considerarla a maggior ragione un percorso che dalla seduzione e dipendenza illusoria e in certa misura reciproca, l'abbiamo sentito anche stamattina, conduce alla disillusione e alla sua necessità attraverso quanto di inelaborato la storia del paziente porta con sé? Questo avvenire non è forse il compito a cui si deve tendere, favorendo infine quell'atto di passaggio fondamentale, la conclusione della cura che prevede la rinuncia agli aspetti illusori onnipotenti e permette nuovi investimenti, nuovi legami nella realtà, ritrovando così quello che Kristeva chiama lo spirito del gioco. Green, in uno dei suoi ultimi testi, soffermandosi sulle disillusioni più gravi che a volte incontriamo trattando pazienti difficili, che ripetono le stesse sterili configurazioni in modo continuo e apparentemente senza scampo, si chiede cosa ci impedisca in tale situazioni di rassegnarci e gettare la spugna, se non il ritrovare, nonostante tutto, alcuni segni discreti, nel senso del discontinuo, che ci permettano di conservare ancora la speranza. E così direi io di riaprire il campo a illusioni non più impossibili, ma finalmente possibili, che riguardano l'analizzando, ma anche l'analista. Si tratta di illusioni cicatrici che dicono la disillusione a volte troppo bruscamente subita, come avviene nel crollo, conservando il segno di ciò che non è andato come sarebbe dovuto andare e del conseguente tentativo di riparazione, costruzione, spesso solo parziale, ma sempre prezioso o addirittura più prezioso dell'originaria illusoria integrità iniziale. Così come avviene nell'antica arte giapponese del kintsugi, negli ultimi tempi spesso rivisitata, in cui le fratture degli oggetti sono ricomposte e saldate con una mistura di lacca e polvere d'oro. Oro prezioso e umili lacca che nel loro insieme ben rappresentano il lavoro della disillusione, che rende realizzabile e perciò reale la ricostruzione e di conseguenza una nuova illusione, questa volta possibile. E mi chiedo, chissà se questa illusione possibile che riguarda l'avvenire in fondo non si chiami speranza. Questo è qualcosa che lascio aperto ai colleghi che hanno parlato di speranza. Dunque si tratta ancora una volta di illusioni creatrici che, riparando le ferite, assumono il compito di mediare e rigenerare il sé insieme alla realtà, trasformandola, così come la spinta a esistere, di cui ci hanno parlato Ambrosiano e Gaburi molti anni fa, diversi anni fa, e a sentirci vivi, di cui ci ha parlato Winnicott, continuamente da noi esige. Concludo con le parole di speranza che Winnicott, alla fine del suo lavoro sulla deprivazione, dove ha molto parlato di illusione e disillusione e di speranza, ha rivolto al suo uditorio, come augurio anche per noi oggi. Se qualcuno sarà in grado di raccogliere qualcosa da questa messe disordinata di osservazioni, possa il raccolto essere buono.
Grazie proprio di cuore a Patrizia Paiola. Presentiamo il terzo relatore, Lucia Fattori. Lucia Fattori è analista con funzioni di training della SPI, docente a contratto di psicologia dinamica presso l'Università di Padova e coautrice del volume Psicoterapia, psicoanalitica e deficit cognitivo del 96. Tra i volumi co-curati Psicoanalisi e Fede, un discorso aperto, Nostalgia di infinito, Vecchiaia e psicoanalisi, Etiche della psicoanalisi. Tra gli articoli Existential Crisis in Two Religious Passions, pubblicato nell'International Journal of Psychoanalysis del 2015. Depressione melanconica era ancora inconscio sulla rivista di psicoanalisi del 2020. Lucia Fattori. Allora io riprendo il tema della speranza di cui ci ha parlato stamattina il dottor Balsamo e tema con cui ha concluso il suo intervento adesso Patrizia Paiola. Quello della speranza è un tema di grande portata che è stato molto trattato in ambito teologico, filosofico, letterario, mentre è recente l'interesse della psicoanalisi verso di esso. Io mi sono proposta di riflettere su un particolare aspetto relativo a questo amplissimo argomento, cioè sull'articolazione della speranza tra il bisogno narcisistico di una base sicura, una specie di necessario nucleo di speranza alla base del nostro stesso esistere, e la tensione desiderante verso l'oggetto, un oggetto speranzosamente ritenuto in partenza come una meta raggiungibile. Potremmo dire che questa riflessione riguarda un'articolazione del tema della speranza fra la dimensione dell'essere e quella dell'avere. Questo intreccio fra essere ed avere mi sembra ben espresso dalla poesia di Pessoa intitolata Voglio, avrò. La poesia parte da un voglio iniziale che costituisce nello stesso tempo un'autoaffermazione di esistenza e una dichiarazione di desiderio, e si gioca fra un avrò in apertura e un sarò in chiusura. Così dice la poesia. Voglio, avrò, desidero e quindi avrò, se non qui in un altro luogo che ancora non so. Niente ho perduto, tutto sarò. Il poeta ci dice che il desiderio soddisfatto nell'esperienza dell'avere, o forse meglio dell'aver avuto, dell'aver ottenuto l'oggetto, l'amore dell'oggetto, è alla base del sentimento di esistenza, di consistenza, di completezza, di valore del sé. Però vi potremmo dire che il processo si svolge anche all'incontrario. Bisogna sentirsi essere nella pienezza di sé, cioè sicuri di sé, confermati nel proprio senso di esistere e di valere, per avere, cioè per osare desiderare l'oggetto e quindi chiedere, fiduciosi di ottenere. Nella poesia di Pessoa compare anche il riferimento, in quel Nulla è perduto, a un altro tema a cui vorrei accennare, il riferimento alla speranza, il tema della nostalgia, sentimento che si basa sulla speranza / fiducia che nulla sia perduto, pur nella dolorosa consapevolezza che nulla sarà più come prima. Avrò in un altro luogo, dice Pessoa. Quello di speranza è un concetto quasi assente nella teorizzazione di Freud. Il termine compare in un articolo sul trattamento psichico, siamo nel 1890, dove Freud scrive: l'attesa colma di speranza e fiduciosa è una forza attiva di cui dobbiamo tener conto in senso stretto in tutti i nostri tentativi di cura e di guarigione. La speranza è in fondo il sentimento che porta il paziente nel nostro studio nell'attesa fiduciosa di stare meglio attraverso l'affidamento a un'altra persona, e la speranza di poter aiutare una persona a raggiungere un maggiore benessere psichico è il sentimento che sostiene il nostro stesso operare.
vari autori hanno sottolineato come la speranza sia a fondamento del lavoro analitico. Cito per tutti Corsa e Monterosa, che in un libro recente intitolato Limite e Speranza osservano come la speranza accompagni in ogni suo passo il lavoro dell'analisi. E Franco Fornari, che riteneva l'analisi, qui cito, la ripresa della speranza, un tentativo di riorganizzare la speranza attraverso un'accensione d'anima, capace di mobilitare la fiducia di base che fa parte della nostra dotazione vitale. Tornando a Freud, vorrei innanzitutto notare la stretta connessione, quasi un'equivalenza, che appare nella frase citata, tra fiducia e speranza. Anche in San Paolo, nella lettera agli Ebrei, fede nel senso di fiducia e speranza sono strettamente correlate. È la fede il fondamento delle cose che si sperano. Del resto, l'etimologia del termine ebraico speranza, tikvah, e quella del termine latino fede, fides, dal greco faith, da cui pistis, fiducia, rimandano per entrambi alla corda, cioè al legame con una persona a cui ci si affida, legandosi ad essa appunto con una corda. In secondo luogo, in relazione al taglio che intendo dare a queste mie osservazioni, sembra che nel succitato lavoro Freud accenni a una specie di fiducia di base, leggibile in termini di narcisismo, laddove descrive la speranza come ambizione sopita in ogni singolo uomo di essere il prescelto della grazia divina, attraverso una specie di convinzione di essere il preferito. Quindi la descrizione freudiana della speranza sembra giocata sul registro della libido narcisistica, dell'essere, dove sembra quasi venga anticipato il concetto winnicottiano di rispecchiamento del bambino negli occhi innamorati di una mamma Dio che lo fa sentire esistente, prezioso, pieno di valore. Infatti, il sentirsi esistere come soggetti speciali ed unici prescelti dall'oggetto, come afferma Freud nel passo citato, sembrerebbe fare riferimento a un proto-oggetto idealizzato che non è l'oggetto del desiderio, ma il portatore di un'identificazione, in quanto depositario della perfezione della Diode originaria, e quindi l'oggetto specchio, che conferma l'esistenza e il valore del soggetto all'interno di una dinamica narcisistica. Qui un piccolo ricordo personale: la mamma di un bambino Down mutacico, completamente ritirato nel suo mondo, mi viene da dire un bambino disperato, mi disse tanti anni fa: è un bambino che non ho potuto riempire di speranza. Pensai con dolore che questa mamma ferita non aveva potuto infondere nel figlio, attraverso lo sguardo, nemmeno un poco di quello slancio vitale necessario perché un bambino si apra con fiducia al mondo e si sente importante nella sua unicità. Forse è proprio il bisogno di riconoscimento della propria esistenza, della propria preziosa unicità agli occhi della madre, quello che non è stato soddisfatto nei bambini che fanno ricorso a difese autistiche. Le continue disconferme, delusioni causate dai malintendimenti da parte di una mamma o di suo poco empatica o semplicemente disorientata di fronte ai bisogni particolari di un figlio con funzionamento neurodivergente, potrebbero aver minato nel bambino la fiducia di base, rendendolo un bambino disperato. In un recente lavoro suggerivo come coi bambini che presentano tratti autistici la contemplazione condivisa tra mamma e figlio di un oggetto terzo possa costituire un momento, vorrei dire, quasi correttivo rispetto al mancato rispecchiamento. Una mia paziente, il cui compagno sembra presentare i tipici tratti dell'autistico ad alto funzionamento, mi dice: quando piango e cerco i suoi occhi o un abbraccio per essere consolata, è come se sbattessi contro un muro, come se non ci fosse speranza. Invece stiamo anche un'ora beati a guardare le anitre nello stagno, questo oggetto terzo da contemplare insieme. Attraverso il contemplare insieme verrebbe in qualche modo rafforzato quel senso dell'intendersi, che non è solo, come nel progetto freudiano, la fiducia innata nell'adulto soccorritore, ma anche e soprattutto nel vedere le stesse cose
una conferma del proprio esserci. Vediamo le stesse cose, quindi esisto. Se questa speranza innata riceve dunque conferme dall'ambiente mamma, essa consente poi al bambino, in base al semplice fatto di esistere, di poter finalmente desiderare l'oggetto, riconosciuto in questo secondo momento come altro da sé, con la fiducia di poterlo raggiungere / avere. La speranza, infatti, oltre che nucleo narcisistico, è anche tensione, movimento verso una meta per raggiungere e avere l'oggetto. Corsa la differisce nel lavoro prima citato, la definisce come il corrispondente fenomenologico del desiderio, il motore stesso della vita psichica. E Pellizzari descrive la speranza come oscillante fra la passività di un'attesa fiduciosa e l'attività di una ricerca appassionata. L'oggetto creato, trovato di Winnicott, di cui ci ha parlato prima la dottoressa Paiola, credo che riassuma efficacemente questo intreccio fra i due aspetti della speranza. C'è una disposizione innata al mettersi fiduciosamente in relazione con un oggetto, che non è solo l'oggetto della pulsione, ma che, se trovato nel luogo e nel momento opportuno, sostiene i bisogni narcisistici di onnipotenza e di valore. Una mia paziente adulta che presenta dei tratti che possiamo far rientrare nello spettro autistico, dopo il racconto di un sogno in cui si ritrova sola, abbandonata dalla compagnia in cui era, dice: ero stata come dimenticata dagli altri, e aggiunge: in realtà io non mi sento degna di essere ricordata. Ecco, è proprio il sentirsi senza valore, carente a livello narcisistico, non giustificata, per usare il termine di Sartre, ad esistere, e quindi tantomeno desiderare. Afferma che invece sta vivendo, grazie al Covid che costringe il marito a casa, un senso di pienezza. Mi parla di nuovi progetti per la coppia, viaggi, una nuova casa. Avverto che il desiderio si sta facendo strada. Il coronavirus ha ricreato, costringendo il marito a lavorare da casa, la pienezza e la perfetta fusione della diade originaria. Scriveva Fornari, che è l'esperienza di fusionalità totale sperimentata durante la vita fetale a darci l'energia per vivere, per affrontare il mondo, ovvero gli oggetti che lo abitano, da cui dipende il nostro benessere e anche il nostro piacere. In una seduta seguente, sempre la stessa paziente racconta: ieri ho chiesto a mio marito di fare ginnastica insieme. Lui ha risposto in modo irritato, poi si è addolcito ed è venuto. Ho trovato il coraggio di dirgli che c'ero rimasta male. Lui ha cominciato a ragionare in modo pacato sulle mie aspettative, ma io volevo solo che mi consolasse, che mi coccolasse. La risposta di mio marito è stata inaspettata, ma devo capire che se anche trovo il coraggio di chiedere, non è che quello che desidero si realizza. Tra l'altro ricordo che per Sant'Agostino il coraggio è figlio della speranza, ma forse il coraggio in fondo sta proprio in questo, nell'affrontare il rischio non solo della risposta negativa, ma anche di risposte inaspettate. Credo infatti che ci sia un rapporto stretto fra speranza e capacità di tollerare il rischio, cioè la possibilità di risposte diverse da quella desiderata, ma anche diverse nel senso di varie, plurime. Tiziana, una mia piccola paziente con un'importante chiusura autistica, usava il linguaggio con grande rigidità, come se le fosse impossibile immaginare un significato altro per una parola che lei intendeva solo in senso letterale, per l'incapacità di approdare alla metafora. Quando, passata alla scuola elementare, sente la mamma parlare della scuola vecchia, si sorprende, perché dice: la scuola materna era tutta nuova ed è la scuola elementare ad essere vecchia. Tiziana evidentemente si riferisce allo stato dell'edificio, mentre la mamma chiama vecchia la scuola precedente in relazione alla storia personale della bambina. O ancora, il papà quarantenne ha smesso di fare pugilato perché dice: ormai sono vecchio. Preoccupata, Tiziana mi chiede se il papà andrà allora presto in cielo, non cogliendo l'aspetto relativo di vecchio, cioè troppo vecchio per. È come se fosse assente nella mente di questa bambina la possibilità di un significato diverso per quella parola o di un grado diverso da quello assoluto per quell'attributo.
Se avesse il sospetto dell'esistenza di un'altra possibilità, potrebbe essere aiutata dal contesto a scegliere, ma non c'è il problema della scelta, perché non sono presenti nella sua mente più significati fra cui scegliere. Altre difficoltà riguardano la rappresentazione del tempo e la difficoltà ad immaginare, prefigurare, fantasticare il futuro. Il problema sembra allora quello di poter pensare il possibile in termini di variabilità, di alternativa. E l'ipotesi è che i bambini autistici, che del resto usano oggetti meccanici prevedibili, vivono di rituali e spesso fuggono l'imprevedibile l'oggetto umano proprio in quanto imprevedibile, temano in sostanza il rischio, perché essendo stati spesso disconfermati nelle loro attese, avvertono che le diverse possibilità portate dalle parole, dal pensiero stesso, dall'incontro con l'altro, potrebbero far svanire le loro poche sicurezze. È la rinuncia al desiderio a favore di un bisogno di sicurezza che sostenga quel minimo di speranza necessario per sentirsi esistere, per sentirsi vivi, per non precipitare, come scrive Calandrone, questa poetessa che ha sperimentato un abbandono precoce da parte di entrambi i genitori che poi si sono suicidati, per non precipitare nella terra dove il silenzio lascia cadere i non amati o comunque quelli che si sono sentiti non amati. Invece, laddove una buona esperienza di fusionalità e di intesa con la madre abbia consolidato la speranza come essere, come fiducia di base, è possibile partire da lì, dal cosiddetto background della sicurezza, come lo chiama Sandler, per affrontare l'avventura del desiderio, sostenuti dalla speranza che in altro luogo, come dice Pessoa, l'oggetto originario verrà ritrovato, riavuto. Si tratta in fondo di fare il lutto dell'identità di percezione e di immaginare un'esperienza altra, sostitutiva di quella originaria, ma in cui trovare insieme qualcosa di nuovo e qualcosa dell'originaria esperienza gratificante. È, come sappiamo, il meccanismo che sta alla base del processo di simbolizzazione. L'oggetto simbolico non è altro che una possibile alternativa sufficientemente gratificante all'oggetto del desiderio. Entra così in campo l'apertura al possibile. La speranza, afferma ancora Pellizzari, ha a che fare con l'insaturo tipico della metafora e, in definitiva, come scrive Bloch, la speranza ha a che fare con la tolleranza del dubbio attraverso la sospensione di ogni certezza. Speranza dunque come immaginazione creativa, rappresentazione di alternative, possibilità di scelta. Si tratta di ritrovare e riavere l'oggetto, per citare la poesia di Pessoa, in un altro luogo che ancora non so. È il tema quindi della nostalgia come speranza. Accanto infatti a una nostalgia mortifera, una specie di melanconia che imprigiona nel rimpianto del passato, possiamo individuare una nostalgia vitale, frutto di un lutto riuscito, carica di speranza. De Martis, sottolineando la virtualità polisemica e metaforizzante connaturata all'esperienza nostalgica, scrive, riprendendo un passo di Freud nel Poeta e la fantasia: sul filo del desiderio e della nostalgia si annodano le trame degli inesauribili sviluppi rappresentativo-simbolici che fanno capo al motivo centrale dell'esistenza dell'uomo: perdita, rinuncia, ritrovamento di un bene divenuto però inaccessibile se non nei suoi derivati e sostituti, il simbolo appunto. E ancora, l'assenza viene trasformata in presenza, recuperabile nella rappresentazione e nel simbolo, piuttosto che essere il vuoto disperato dell'assenza in termini esclusivi di perdita. E Maschanzeo, a proposito della nostalgia, scrive: la nostalgia non porta il segno della disperazione. È un affetto segnato sì dalla ferita della perdita, ma nello stesso tempo acceso dal desiderio, più una speranza che un'illusione, verso il reinvestimento dell'oggetto, attraverso il rappresentare, il simbolizzare, il fantasticare. Se poi volessimo chiederci quale tipo di speranza tra quella dell'essere e quella dell'avere sia la base per l'altra, interrogativo che riprende quello che Freud si pone in Risultato, idee e problemi, quando si chiede se nello sviluppo del bambino venga prima l'avere o l'essere, mi sembra che si possa individuare una risposta articolata.
L'esperienza fetale di un rapporto fusionale con l'oggetto, non riconosciuto come differenziato, ma vissuto soggettivamente come una parte di sé, costituirebbe il nucleo di una speranza innata e quindi sarebbe la pienezza dell'esserci a costituire il punto di partenza, il fondamento della speranza. Dopo la nascita sarebbe poi l'esperienza reale dell'avere l'amore da parte di un oggetto sufficientemente buono, la premessa indispensabile, prima per confermare questo innato fiducioso senso di esserci e più avanti per dar luogo a un fiducioso cercare di avere l'oggetto stesso, sul filo del desiderio, che in fondo è sempre nostalgia del bene originario. Forse nei bambini che non hanno potuto nei primi mesi di vita essere riempiti di speranza, anche l'innata fiducia di base rischia di dissolversi con conseguenti manovre difensive per conservarne almeno un po'. Grazie.